Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Come vedete, puntata speciale di A Casa con Noi in questo lunedì. Siamo in esterna, come vedete, abbiamo anche tutti i dispositivi di protezione. Mi sono abbassato la mascherina solo in questo istante per parlare con voi e siamo qui per raccontarvi il nuovo mercato del lunedì, perché a Vittorio Veneto, come forse saprete, da oggi riprende l'appuntamento col mercato del lunedì in una location del tutto diversa rispetto alla postazione consueta che riguarda quindi Viale della Vittoria e poi verso Serravalle. Vogliamo in questa puntata raccontarvi un po' le voci sia degli ambulanti sia avremo modo di sentire l'assessore Antiga. Ovviamente c'è stato questo spostamento grazie al fatto che la scorsa settimana a livello regionale si è dato il via libera al ripristino dei mercati settimanali e quindi anche Vittorio Veneto ha attuato questa disposizione con però questo cambio di luogo che favorisce, diciamo, il distanziamento sia tra le singole bancarelle sia anche tra ovviamente i clienti che abitualmente frequentano le bancarelle del mercato settimanale. E quindi noi iniziamo questo viaggio e iniziamo dal sentire proprio che cosa pensano gli ambulanti di questo spostamento. Cosa vuol dire per voi tornare qui il lunedì? Bellissimo, bellissimo. No, comunque abbiamo già lavorato sugli altri mercati e sono questi che sono rimasti fermi su questo mercato. Comunque dai, è già una rinascita, ecco. La speranza è quella che i vittoriesi rispondano e vengano qui. Rispondano, esatto, al mercato, soprattutto quello, ecco. Anche per voi un'esperienza inedita quest'oggi, il mercato del lunedì cambia luogo, cambia disposizione, cambiano ovviamente le distanze che devono essere attuate tra voi e i clienti. Come sta andando? Guardi, noi abbiamo applicato tutte le norme per quello che riguarda la distanza e la salvaguardia del cliente. Però qua purtroppo manca il fattore primo, sarà perché è stato spostato il mercato e quindi la gente ancora non è informata sulla nuova locazione, come dire, e molto probabilmente anche perché la gente ancora è chiusa un po' nelle case, così. Proviamo, questa qua è una nuova esperienza, speriamo che porti, come dire, un risultato. Io comunque sarei dell'idea che, se è possibile, di riprendere il mercato nella posizione originaria, dove la gente già conosce il riferimento e là effettivamente si può entrare a fare una valutazione più obiettiva. Come avete vissuto anche voi questi giorni, queste settimane? Ormai sono tante le settimane. Sicuramente con apprensione, perché insomma abbiamo dei clienti, siamo anche affezionati e logicamente ci siamo adoperati nel stare a casa. Certo che abbiamo approfittato così con dei lavori per passare il tempo, adesso subentra anche un'esigenza anche economica di riprendere anche col lavoro, perché uno fa una parentesi 15 giorni, 20 giorni, però adesso abbiamo anche l'esigenza del riprendere, anche perché di fatto le spese ci sono e quindi speriamo di riprendere in un certo modo il lavoro, riprendere il via, magari in una maniera un po' più soft, però abbiamo visto che i supermercati hanno tenuto aperto, anche loro hanno avuto le loro difficoltà e speriamo che ci diano questa possibilità anche noi, che non siamo a meno per il servizio che diamo. L'auspicio è quello che dal 4 maggio si possa tornare alla normalità. Ma sicuramente è una cosa che andrà un po' per le lunghe, ci vorrà un po' del tempo, comunque sicuramente ci sarà un segnale e una volontà anche del riprendere. Abbiamo altri colleghi che sono a casa, che hanno voglia di ricominciare anche loro, quindi io sono dell'idea che bisogna dare la possibilità anche loro di recuperare, come dire, questo tempo perso e di rimettersi in moto. È come che un primo giorno e ancora non è tanta gente e speriamo che le più avanti viene fuori un po' più movimento, insomma, speriamo, dai. Ecco, è un timido ritorno alla normalità, la ripresa di questo mercato. Sì, l'inizio sempre sarà così,
sarà sempre così all'inizio e dopo la speranza è sempre là. Speriamo che ritorna a normalità, insomma, sì. E fino adesso dobbiamo avere pazienza, insomma, più avanti così. Bisogna avere pazienza. Lei come ha vissuto questi giorni, queste settimane in cui non avete potuto lavorare? Più riposo, manco lavoro. Beh, sì, va bene così, va andata così. Bisogna stare dietro le regole, insomma, se no va bene così, è andata così, un'altra scelta non abbiamo. Il mercato cambia luogo, il mercato ha una timida ripresa, ma insomma noi abbiamo la fiducia e l'ottimismo che qualcosa insomma si muova nel positivo. Adesso giustamente anche i vittoriesi non sapevano, forse non erano proprio propensi a venirci a trovare, ma insomma penso che nei prossimi giorni, nei prossimi lunedì, insomma, possiamo rivedere le facce amiche che venivano ogni lunedì a trovarci, insomma. Voi queste settimane siete rimasti fermi un po' come tutti, come avete fatto per esempio con la merce? Allora, noi abbiamo cercato di gestire quello che avevamo a casa nel nostro frigorifero, nel nostro magazzino, cercando di aiutare i vicini che venivano, mi puoi vendere qualcosa, mi puoi dare qualcosa, e cercando di fare consegne a domicilio dove si poteva, nei comuni che potevamo gestire, nelle vicinanze, insomma. Oggi i vittoriesi come stanno rispondendo? Poca gente. C'è pochina gente, comunque. Poca gente. Ah. Speriamo Speriamo, che nelle prossime settimane insomma vada meglio. Andrà tutto bene, dicono, speriamo, no? Grazie mille. Arrivederci di nuovo. E siamo sempre qui nella zona antistante lo scalo ferroviario, a pochi passi dai giardini di Vittorio Veneto, a pochi passi dal centro, proprio del centro città, da Piazza del Popolo, e siamo qui per questa puntata speciale di A Casa con Noi che vi vuole raccontare questo nuovo mercato settimanale in tempi di emergenza coronavirus. Abbiamo sentito gli ambulanti e c'è qualche perplessità perché ovviamente i vittoriesi stanno uscendo timidamente dalle proprie case, ma non tutti erano a conoscenza di questo spostamento e quindi chissà che nelle prossime settimane la situazione non possa migliorare. Andiamo però ora a sentire che cosa ne pensano proprio i vittoriesi. Abbiamo intervistato un paio di persone che abbiamo trovato qui questa mattina, sentiamo che cosa ci dicono, come trovano questo mercato, ma al tempo stesso come hanno vissuto queste settimane. I vittoriesi stanno timidamente uscendo per venire al mercato del lunedì, un appuntamento diciamo irrinunciabile, si cerca di tornare alla normalità? Si approfitta della possibilità che ci dà la regione, ci danno gli amministratori di poter servirci delle bancarelle che normalmente utilizzavamo prima del Covid-19. Le misure messe in atto qui al mercato possono andare bene, le misure di sicurezza, di distanziamento sociale? Mi sembra di sì, c'è un'entrata e un'uscita, c'è la possibilità di distanziamento fra le persone e quindi penso siano state in pieno le regole attuate, insomma. Come state vivendo queste giornate? Ma sinceramente io comincio già ad adattarmi, è già un mese che usciamo una volta alla settimana, non è Covid. E usciamo una volta alla settimana e ci adattiamo a quello che è il periodo, che è la situazione. Per le prossime settimane, per i prossimi giorni, che cosa ci si augura? Ci si augura l'apertura perché effettivamente questa situazione ci sembra paradossale. Auguriamoci che tutto vada bene, che i contagi siano sempre meno e che si possa tornare alla vita di prima, perché è una situazione che è paradossale e ci sembra veramente di vivere in una
particolare situazione fantascientifica quasi. Come sta andando questo mercato del lunedì in versione diversa? È più piccolo, più intimo, più amichevole, però dai, è un passo in avanti verso una quasi normalità, diciamo. Avere il mercato a Serravalle, anche se non siamo a Serravalle, ma insomma avere il mercato a Serravalle aiuta molto il morale, è già lo scopo in più per uscire e sperare di vedere da lontano, di riconoscere da lontano qualcuno attraverso le mascherine, insomma. Quindi è una questione anche di spirito psicologica, questa lenta ripresa verso la normalità. Assolutamente, perché il mercato poi a Vittorio Veneto è sempre stata una cosa abbastanza tradizionale, era il momento delle ciaccole, del trovarsi, dello scambio di pettegolezzo, eccetera. Quindi penso che tutto questo sia assolutamente mancato ai nostri concittadini e ritrovarsi al mercato, seppur da lontano, è una scusa per Tony, sta tu bene, sta tu male? E poi insomma dai, è bello fare due passi in più del necessario di questo periodo, insomma, però insomma, piano piano dobbiamo anche ricominciare a muoversi, no? I vittoriesi e i nostri telespettatori avranno sicuramente riconosciuto sia la tua chioma e sia la tua voce, Michela Taffarel, sorseggiando. Cogliamo l'occasione per farti anche gli auguri, dato che oggi è il tuo compleanno. Sì, oggi sarà un compleanno in solitario, io di solito lo festeggio con tutti gli amici, Federico compreso ovviamente, e oggi invece in solitaria. Stasera mi arriverà una tortina, il vino l'ho già messo da parte, per stasera un metodo classico, italiano ovviamente, e compleanno differente, ci rifaremo l'anno prossimo. Tra l'altro quest'anno avremmo dovuto essere insieme al Vinitaly, Federico, invece niente, però vi manderemo le repliche degli altri anni, così vivremo ancora un po' lo spirito del Vinitaly. Come sta andando questa esperienza nuova al mercato del lunedì? Un po' magra, però si spera che lunedì prossimo sia migliore, perché non c'è stata fatta abbastanza pubblicità. Ecco, che cosa vuol dire mettere il naso fuori dalla propria casa per venire al mercato? È già una prima cosa bella su tanto brutto. Sì. Sta rispettando tutte le norme, guanti, mascherina, tutto a posto? Giro della casa, sequestro totale, eccetera, eccetera. Come ha vissuto questi giorni, queste settimane? È duretta per me che esco sempre, molto dura. Mi manca la libertà, mi mancano le mie cose semplici, mi mancano i nipoti, mi manca il giretto del sabato e domenica, mi manca il mio mercatino soprattutto di antiquariato dove io ci tengo tanto. Sì. Quindi la speranza è quella che tra qualche giorno, qualche settimana tutto questo termini? La speranza è ultima a morire, spero tanto che ci sia veramente una ripresa senza danni però, perché quella è la cosa importante, è vero, per tutti. E rieccoci qui sempre dalla zona adiacente allo scalo ferroviario in centro a Vittorio Veneto, puntata particolare di A Casa Con Noi in questo lunedì, un lunedì di mercato, e quindi siamo venuti proprio al mercato per sentire un po' il parere della gente. Era da un po' che non facevamo queste interviste e quindi ci sta facendo piacere ascoltare anche la voce appunto dei cittadini. Prima ancora abbiamo sentito la voce degli ambulanti. Continuiamo però, andiamo a sentire ora l'assessore alla polizia locale, Ennio Antiga. L'avete anche già visto nelle immagini, e ci sono gli agenti della polizia locale a presidiare proprio l'ingresso e l'uscita, e che tutto possa svolgersi nel migliore dei modi di questo mercato del lunedì. Quindi andiamo a sentire la nostra intervista con l'assessore Antiga. Siamo qui con Ennio Antiga, assessore alla polizia locale. Allora, come sta andando questa prima giornata di mercato del lunedì in una versione emergenziale, possiamo dire? Io credo sia bene, ho fatto un giro proprio adesso sul mercato, vedo che tutti quanti rispettano quelle che sono le misure, che è importante,
sono tutti attrezzati in mascherine, guanti non per la verità tutti, però le mascherine sicuramente sì. La location è quella nuova, d'altronde dovevamo trovare un sito accessibile ma comunque che potesse essere anche in qualche modo recintato, questo lo dà perfettamente perché è un'entrata e un'uscita e quindi credo che per le prossime settimane lo vedremo qua, quello del lunedì. Abbiamo ripristinato però questa settimana anche quello di Ceneda e quello l'ex Coop, sempre con la stessa funzionalità, con la collaborazione anche di quelli che vengono a vendere, che secondo noi è importante, e anche le persone che assicurano poi l'entrata e uscita rispettando tutte le regole. Il mercato non è stato facile, però volevamo farlo e abbiamo pensato anche che un minimo di servizio, non so se avete visto, su ogni mercato portiamo anche i bagni che verranno sanificati e spostati sui 3 percorsi, quindi bene. La gente speriamo la usi bene questo mercato e non sia solo una scusa per uscire per prendere una mela, ma veramente per fare la spesa che gli serva poi per la settimana. Ecco, ricordiamo che le bancarelle a disposizione sono quelle ovviamente degli alimentari. Sì, ovviamente sì, perdona se non te l'ho detto prima, ma ovviamente solo l'alimentare è stato liberalizzato in questo frangente. Magari potesse essere libero tutto, vuol dire che saremo comunque nella normalità. Prima o dopo ci arriveremo, però con sforzo e impegno da parte di tutti, perché più teniamo duro, più sicuramente il risultato arriverà prima. Ecco, gli ambulanti come hanno accolto questa vostra proposta di cambio di luogo, ma anche di apertura comunque verso la cittadinanza? Il cambio del luogo da subito, quando abbiamo detto ex scalo ferroviario, ma come ci stiamo, camion, non camion? Abbiamo detto ma la logistica c'è, credo che ci stia tutto quanto, perché questo comunque servirà anche per le corriere e quindi credo che un cambio alimentare ci possa essere e credo che sia riuscito. Io ne ho sentiti un paio prima, mi hanno detto bene e quindi avanti così. La cittadinanza sta timidamente uscendo, sta timidamente iniziando a presentarsi sia, come diceva lei, anche negli altri mercati cittadini. Un lento ritorno alla normalità o è ancora troppo presto? È ancora, secondo me, troppo presto. La normalità purtroppo adesso è questa, è stare a casa il più possibile, perché stare a casa vuol dire volersi bene non a se stessi ma anche agli altri. È fondamentale, perché vediamo poi in giro per il mondo il virus di ritorno è ancora più pericoloso, perché diventa con numeri importanti, perché a voce è stato il primo caso, ma se non teniamo duro può essere che il ritorno sia qualcosa di più devastante, ancorché siamo preparati con tutte le attrezzature, perché adesso abbiamo per la verità una struttura collaudata e non da poco per queste cose, quindi fa meno paura. Ecco, l'apertura di questi mercati avviene grazie alla polizia locale, ma anche grazie ai volontari, ricordiamoli. Sì, ci sono gli alpini per quel che riguarda ex Coop e protezione civile per quel che riguarda Ceneda. È fondamentale la collaborazione dei volontari, altrimenti queste cose con le unità ridotte che ci sono in comune sarebbe impensabile riuscire a farle. Abbiamo sentito, ho sentito il sindaco questa mattina che ha detto che insomma ha fatto anche lui un sopralluogo qui al mercato, insomma i vittoriesi dovranno abituarsi almeno per le prossime settimane a questa nuova versione. Sicuramente sì, il sindaco è stato di buon mattina all'inizio, l'ho sentito anch'io, sì, di necessità virtù, però insomma è già importante che ci siano, è già importante che la gente si possa approvvigionare all'aria aperta di queste cose, che non è poco importante. Assessore dell'amministrazione sta comunque continuando a lavorare per far fronte all'emergenza ma anche per portare avanti l'ordinario. Non si è mai fermata l'amministrazione, intesa come giunta, inteso come sindaco e inteso anche come tutte quelle parti dell'amministrazione che devono necessariamente garantire un minimo di... E a questi va sicuramente un ringraziamento, perché non è facile andare a lavorare quando si sente poi che un amico o un conoscente viene ricoverato con il Covid, magari in terapia intensiva. Io li capisco e sicuramente un plauso a tutti. Consigli comunali ce ne saranno prossimamente? Sicuramente sì, credo che in settimana, anzi forse oggi o domani, verrà lanciato un consiglio comunale e sarà fatto di persona, perché abbiamo fatto delle prove in streaming, però non è la stessa cosa
perché mancavano segnali, mancavano cose, quindi abbiamo pensato era già attrezzata la nostra sala consigliare, verrà guardata ancora meglio e si farà sicuramente di persona. Assessore, buon lavoro. Grazie a voi tutti, saluto, buona giornata. E questo era appunto l'assessore Ennio Antica, che ci ha dato un po' una panoramica su quella che è stata la scelta di posizionare appunto qui allo scalo ferroviario di Vittorio Veneto il mercato del lunedì, e poi in coda abbiamo sentito anche i lavori che continuano per quello che riguarda l'amministrazione comunale, e presto ve ne parleremo anche qualora ci fosse la prossima seduta del Consiglio Comunale, che ovviamente come sempre trasmetteremo in diretta televisiva. Concludiamo questo appuntamento speciale di A Casa con Noi in esterna. Chissà che piano piano riusciamo, appunto, come detto più volte nel corso di questa puntata, a tornare alla normalità, tornando ad uscire anche con le nostre telecamere per raccontarvi quello che succede, che succederà nel territorio di Vittorio Veneto e non solo. Vi ricordo che comunque tutte le nostre rubriche continuano anche questa settimana sulla Tenda TV, in particolare questa sera, se non ci saranno problemi tecnici, alle 21 avremo un appuntamento con Per Sport, la rubrica sportiva condotta da Alessandro Toffoli, quindi magari alle 21 sintonizzatevi sulla Tenda TV se la tecnologia comunque ci assiste. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie per averci seguito in tanti anche in questo fine settimana con le celebrazioni che vi abbiamo proposto dal seminario vescovile di Vittorio Veneto. Noi ce la stiamo mettendo tutta per fare proprio un servizio alla nostra città e raccontarvi quello che accade in questi giorni comunque di emergenza sanitaria, in questi giorni di quarantena. Grazie a tutti voi per averci seguito, continuate a rimanere sulla Tenda TV.